Ultimo appuntamento con Alessio Foglieri. Io ti ho introdotto nella prima trasmissione, ti ho introdotto come scrittore. Perché? Dillo tu. Perché è uscito un mio libro, il mio nuovo libro, anche perché tratta argomenti che abbiamo trattato qui nella serie di trasmissioni, intitolato La nuova razionalità tra scienza, filosofia e teologia, edito da Mario Michele Pascale Editore di Roma. Si può trovare? Nelle librerie. Benissimo. Allora, oggi parliamo invece di UFO. Ufologia. Ufologia. Un tema complesso, difficile, che ha fatto discutere tutto il secolo scorso e che fa discutere ancora oggi. Tutti i giorni. Sostanzialmente il fenomeno UFO sale alla ribalta nel primo dopoguerra. Segnalazioni di piloti militari, delle aeronautiche militari, segnalazioni anche di testimoni civili, segnalano oggetti volanti non identificati. Un qualcosa di insolito e straordinario irrompe nello scenario anche dei media, che ha fatto discutere in modo estremo ogni orizzonte della conoscenza, lunghi dibattiti, lunghi articoli trattati sull'argomento. Noi dobbiamo sapere che durante l'arco del Novecento sono state segnalate 5 milioni di avvistamenti in tutto il mondo. Oltre a questi 5 milioni dobbiamo assistere anche a una nuova conformazione negli ultimi 15 anni, dal 90 in poi, del fenomeno dei cerchi nel grano. Il fenomeno dei cerchi nel grano è attribuito a sfere di luce di natura non conosciuta. Sostanzialmente ci sono 7.000 pittogrammi apparsi in tutto il mondo, dal 90 a oggi, e sostanzialmente, fatto curioso, la maggior parte di questi pittogrammi in Inghilterra, e la complessità è via via aumentata negli anni. Perché in Inghilterra? Ma la collocazione geografica è particolare e ci fu anche una contraddizione su questo argomento, anche perché due anziani signori nel 90 dichiararono di essere stati loro autori dei cerchi nel grano. Tuttavia il problema principale è legato al fatto che la riproducibilità, come anche possiamo vedere dalle immagini, dei pittogrammi più complessi sono irrealizzabili per qualsiasi tecnica o per qualsiasi persona provi anche con picchetti o con triangolazioni a effettuare i disegni di simili dimensioni e di simile complessità. In Inghilterra si è avuta la maggior percentuale, in questi ultimi giorni anche in Italia c'è stato un incremento sempre più frequente del fenomeno. Un aspetto sorprendente è che le spighe vengono intrecciate in un modo incredibile, che sostanzialmente è difficile riprodurre un disegno del genere con lo stesso intreccio delle spighe. Inoltre le spighe subiscono un piegamento ma continuano a crescere fino a maturazione e, aspetto ancora più sorprendente, se prendiamo i semi dalle spighe di grano, li ripiantiamo, cresceranno per la stessa altezza e poi si piegano sostanzialmente, come erano nel cerchio originario. Oltre a questo fenomeno, per quanto riguarda l'ufologia, l'immaginifico popolare ha subito attribuito l'idea dei marziani, ma sostanzialmente non sono intelligenze legate a una provenienza del sistema solare, ma ad ogni modo si è assistito anche a un fenomeno di controparte, nel senso, il fondamento del fenomeno oggi come ricercatore impegnato in prima persona, ma non sono il solo in questo senso, non possiamo più dire se esiste o se è falso, perché sostanzialmente tutti gli indizi portano che il fenomeno è assolutamente vero. È più sul significato che bisogna dargli o sull'interpretazione che noi dobbiamo dare a questo fenomeno. Il problema principale è la diffusione di notizie incontrollata. Sostanzialmente percentuali di falsi si mischiano a veri. Certo. E mistificazioni, esagerazioni di certi aspetti e inquinano in realtà la parte più concreta, più reale della fenomenologia UFO. Il problema principale è legare l'idea da esseri provenienti da altrove. Come abbiamo detto, gli ingredienti della vita nell'universo sono validi per ogni parte dell'universo, quindi sostanzialmente non è inconcepibile l'idea che in altre parti dell'universo si creano condizioni idonee alla vita. Ma le teorie che ho prodotto in questi ultimi anni, che hanno avuto un buon riscontro anche tra vari ricercatori, è una teoria che sostanzialmente contraddice il fatto che la fenomenologia si lega sul fatto di altri visitatori provenienti da altri pianeti, bensì la correla più a un fenomeno iperdimensionale che è l'intelligenza contenuta nella stessa natura. Se noi pensiamo che il sistema solare non contiene forme di vita collegabili al concetto di oggetti volanti non identificati,
Questi oggetti volanti molto probabilmente sono una sorgente che proviene da spazi molto lontani da noi. Quindi questa intelligenza ha elaborato la capacità di spostarsi nello spazio-tempo, certo, scomparire in un punto dello spazio e comparire in un punto distante miliardi di anni luce, anche perché come si manifestano in volo scompaiono in un punto e compaiono in un altro a velocità pressoché istantanee. E qui abbiamo testimoni anche di piloti civili, aerocivili, piloti dell'aeronautica militare, politici, segnalazioni da ogni livello e classe sociale. 5 milioni, ripeto. La mia teoria che ho proposto sulla nuova ufologia, nuova interpretazione del fenomeno UFO, pone il risalto che questa intelligenza si è evoluta o comunque sia ha uno stato di esistenza diverso dal nostro che è materiale. Sostanzialmente è un'intelligenza che può interferire nelle leggi fondamentali dell'universo. Quindi sostanzialmente è un'intelligenza più strettamente correlata alla natura che ai concetti che noi siamo abituati a pensare sostanzialmente, dischi volanti atti al trasporto, non è affatto un'interpretazione interamente coerente. Quindi non dobbiamo abbandonare per forza un'idea per portarne avanti un'altra, le idee si devono confrontare con analisi critica per proporre nuove prospettive. Sostanzialmente questa intelligenza, che può appunto trovarsi nella parte più sottile della natura, più astratta, sostanzialmente è un linguaggio nuovo di fenomeno per comunicare nient'altro che con noi stessi. Sostanzialmente noi pensiamo che la natura sia lineare e meccanica e, come abbiamo detto, per teoria quantistica e per particelle fondamentali non è un meccanismo come un orologio, bensì è più un'evoluzione che va con un'onda di probabilità. Sostanzialmente non possiamo avere la presunzione intellettuale di considerare la natura come un meccanismo che noi in idea principale possiamo controllare, bensì la natura è un qualcosa di più vasto di quanto possiamo immaginare e non è escluso il fatto che la natura interpelli la nostra intelligenza per nuove interpretazioni. Sostanzialmente sono nuovi indizi che ci portano in modo incredibile ai concetti che abbiamo anche illustrato di quarta dimensione e dei dubbi che abbiamo noi su materia, non materia rispetto all'universo fisico. Bene, io naturalmente ti ringrazio per questa collaborazione che ci hai prestata. Grazie a voi. E volevo così augurarti un grande in bocca al lupo per la tua attività. Grazie.